Bloody Sunday. Sunday, Bloody Sunday. Sunday, Bloody Sunday. Sunday, Bloody Sunday. Il sociologo inglese Paul Bradley, che morì nel 1967, si chiedeva se fosse più dignitoso essere sgozzati per dare prosciutto e pancetta o essere sgozzati per un'idea religiosa o per riparare un torto. E io mi chiedo se una domanda del genere faccia più male ad un cristiano o ad un animalista. Ma siccome non so rispondere né alla domanda di Paul Bradley né alla mia domanda, faccio finta di non averle mai sentite né l'una né l'altra. Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies life is getting worse. Always having dirt to play around it. Quante cose dà il maiale? Ma quante cose dà il maiale? Del maiale non si butta via niente. E del scrove non si butta via neanche il numero di telefono, diceva quel mio amico, ma forse alludeva ad altre cose. 1. Ricevimento del maiale, cioè timbratura, marchiatura e visita medica. 2. Stordimento per elettroshock e abbattimento. 3. Dissanguamento. 4. Lavaggio in acqua bollente e depilazione. Giulio, domani facciamo 25 anni di gnocis. Vino di copal purcit? E perché? Non l'ha mica colpa lui. 30 grammi di cannella, altrettanto pepe, 200 grammi di uva passa e sale. Cucinare lentamente finché diventa denso. E poi ritirarlo dal fuoco. Per mangiare si riscalda. Per vomitare invece si può andare nei bagni che ci sono dentro. Have you seen the bigger piggies in the starch white shoe? Giulio, hai comprato il purcit? Tu has comprato il purcit e tu lo tegni tu. Poi ben lo tegnerai in chiesa, beh. Se in chiesa e la pucce, Beh, si userà ben pure bestie prima o dopo, no? il maiale day si concludeva nella casa dove io abitavo, dal momento che comunque l'8 dicembre era una festa religiosa, con la recita del Santo Rosario. Arista e bracciola, ora pro nobis. Carré e coppa, ora pro nobis. Cotechino e fegato, ora pro nobis. Filetto e frattaglie, ora pro nobis. Guanciale e nardo, ora pro nobis. Lingue e lonza, ora pro nobis. Orecchie e ossa, ora pro nobis. Pancetta e prosciutto, ora pro nobis. Puntine e salame, ora pro nobis. E va a torpa al país, partansi da urpe, ade pecuarde, une scrove gruese così. Orpo frutine, du lavato così piccole e di besole. O voi a portare la scrove alla monte? Ma Dio, ma non varesti di farli stoppare che svoris. No, covente proprio il purcit. E io potrei sentirmi migliore del Norcino, che considero uno spietato serial killer, che considero una persona assolutamente greta e priva di umanità. Potrei sentirmi migliore, perché la mia sensibilità mi obbliga a inorridire quando sento un maiale che strilla o che grugnisce perché viene condotto al macello. Quando sento gocciolare la orta del maiale nel pentolone del sangue per i 4 minuti in cui dura l'agonia del maiale. Potrei sentirmi migliore dell'orcino, dovrei sentirmi migliore dell'orcino. Però ragazzi, dai.